Qui nella vostra piazza personalizzata appena una volta all'anno per quanto riguarda il suono e il rombo dei motori. Bassano si illumina di luci di colori del sound appunto di questi motori che hanno riempito tutte le valli e le montagne qui intorno, e lo hanno fatto prima di tutti con questo piccolo fantino che è il vostro pilota di rappresentanza e per eccellenza. Direi di fare subito un applauso in apertura di serata grande Miki Biasion, che è stato anche ieri sera dalla Fratinauto colui che ha aperto le danze di questa carovana di un 170 equipaggi molto agguerriti. Allora, come hai trovato questo Bassano 2017, avendo girato in lungo e largo tutte le speciali? Tutti i miei amici bassanesi. Devo dire che è stata una gara molto bella, molto difficile, molto combattuta, un percorso molto selettivo e lo dimostra il grande numero di ritiri. D'altronde c'erano più di 170 macchine alla partenza, quindi vuol dire che la gara era molto sentita da tutti i concorrenti. Io ogni anno sono felice di tornare qui nella gara di casa, non come pilota ma come apripista, perché l'Abarth mi ha messo a disposizione questa nuova macchina da rally, la 124, che è un nuovo prodotto che fa un trofeo ed è una macchina estremamente veloce con più di 300 cavalli di potenza. Allora, venite qua ragazzi, dai, invece che sta lì in piede del palco, facciamo un applauso anche a coloro che hanno permesso questa Rally 3, ovviamente non agonistica ma comunque importante e preziosa per noi, di Miki sulle strade di casa. Com'è intanto guidare la 124 su queste strade? C'è un po' di tutto, soprattutto stretto, soprattutto guidato, anche un bel po' di discesa quest'anno. Sì, devo dire che è molto più in forma la macchina del pilota. Ho dovuto togliermi un po' di ruggine, ho navigato da mia figlia Bettina, con la quale ho già fatto parecchie gare, quindi ero molto tranquillo dal lato navigatore. Il secondo giro mi sono divertito molto, abbiamo preso anche qualche tempo e sono soddisfatto nonostante la mia inattività di come è andata, quindi sono molto contento. Poi la macchina è estremamente veloce, è da lavorare, da capirla, perché è una macchina a trazione posteriore, non ha 4 ruote motrici, quindi io un pochino che non correvo con le ruote posteriori a trazione, quindi ho dovuto imparare un pochino, ma mi sono divertito molto. E abbiamo i nostri fotografi ufficiali e non che sono pronti ad immortalare questo momento di arrivo. Vi invito ad andare tutti davanti alla macchina. Bettina, tu rimani qua perché ne ho una anche per te. Allora, lui dice papà che vieni qua. Hai parlato tutto il giorno, lo so, dice che sei una navigatrice navigata, ma in realtà lui è uno che chiede tanto oppure si accontenta? Beh sì, chiede tanto per forza, perché mi vuole preparare a quando salirò in macchina con qualcun altro. E so che qua a Bassano gli applausi si sprecano in queste occasioni. Grazie, una bella foto. Ti dirò che era strepitoso anche il risultato delle storie, che purtroppo qua nel finale è stato vanificato da colui che era il grande protagonista, insomma, ha sempre avuto un grande attaccante alle spalle, 3 secondi dividevano i due, purtroppo va a finire in maniera rocambolesca questo finale, ma ne parleremo tra poco. Ti lascio portare la macchina giù dal palco, e al palco chiuso direi di fare ancora un applauso corale alla famiglia Biasion. Devo dire, andiamo su di un numero sempre di Fiat si tratta, no? Anche se tra le due ci sono 40 anni abbondanti di differenza. Ci sono tanti anni di differenza, però si è difesa anche lei. Abbiamo avuto Biasion davanti, ma è stato magnanimo con noi, perché qualche volta ci ha anche lasciato andare in maniera molto... Giusto perché voi faceste la lepre, insomma. Esatto. Va bene, facciamo un applauso anche a loro. Bizzotto Cesa.
direi senza perdere tempo ai nostri marshal di far salire immediatamente in pedana dal terzo al primo gli assoluti, anche se per le storiche sono virtuali, ma comunque per noi sono i primi 3 assoluti di questa edizione che andremo a premiare come si deve sul podio a loro dedicato. E eccola qua, splendida regina delle 3 del podio, tornano a ruggire queste vetture che verso la fine degli anni 80 sono state il sogno, perché no, anche mio. Ragazzi, scendete un attimo di macchina perché è giusto far sentire sì il rombo del motor del 4 cilindri bavarese, ma è anche giusto farvi scendere per ricevere l'applauso perché da questa macchina escono i terzi classificati. Allora, direi un rush finale incredibile anche nelle storie. Sì, no dai, dal podio di cartone a quello vero. Esatto, bravo, buona pace di chi purtroppo qui non è arrivato. Vabbè, le gare sono così, da arrivare in fondo. Mentre la sistemano direi di far salire la gemella anche di colori sociali, altra bellissima BMW al traguardo del rally storico di Bassano in seconda posizione. Giù dalla macchina un attimo per gli applausi per Tezza Merzari, secondi assoluti. Due battuti veloci, ora veniamo davanti in favore di fotografi, così ti vedono bene. Tu alla partenza hai detto ma io in questo gruppo qua di lavoro mi ci vedo abbastanza bene, però non lo so che cosa posso combinare per i piedi che ci sono. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì, e si affrontano in maniera migliore di quello che poteva essere. Certo. Bene, allora vi invito, pilota e navigatore, portiamo giù la macchina, la mettiamo al lato destro del palco, perché se le tutto dietro hanno entusiasmato il moltissimo pubblico che si è assiemato lungo le speciali classiche di questo rally, nulla potevano contro lo strapotere questa volta messo in mostra da una vettura a trazione integrale che, finiti i problemi che ha patito nella evoluzione della sua storia, arriva a diventare la nuova arma vincente dei rally datati 2017 in poi, perché a vincere i rally di Bassano con la Sierra 4x4 ci pensano Nicky Bianco ed Enrico Tessaro. Fino all'ultimissima prova, è il caso di dirlo, col fiato sospeso 3 secondi vi separavano dal leader, ci avete creduto, poi è successo quello che è successo, ma in ogni caso nulla avete rubato, è arrivata finalmente questa strepitosa vittoria, quello che è mancato nella tua gara di casa. Volevo prendere il microfono per... Mi dispiace per Paolo perché ha fatto una gara, cioè stavamo giocando, andavano forti tutti e due, però lui aveva avuto un paio di inconvenienti che mi permettevano di essere in testa della classifica. Dopo l'ho visto all'ultima prova, siamo stati vicini, prima dell'ultima era agitatissimo. Mi è dispiaciuto e nello stesso momento sono stato contento di vederlo lì fermo. Quasi da lacrime. Facciamo sentire gli applausi da laggiù che sono pochi! Così mi piace, bravi! Nell'era della trazione integrale, quindi a tutto campo anche il mondo degli storici, che regalano a Bianco la soddisfazione della prima vittoria assoluta, quello del Sierrone, di questa ripartenza. Un paio di foto, ma poi veloci perché davvero il tempo stringe. Vi chiamerò sui gradoni del podio. A cominciare allora dai terzi assoluti, Bombieri Falenza, subito sul podio. Sono già pronte le nostre ragazze. Aspettate a stappare lo spumante perché facciamo anche la cerimonia del palco come si conviene. Seconda posizione finale per Tezza Merzari. Historic Rally of Bassano City, the winner, Bianco Tessaro.
Brigate Bombieri e Farenza, i secondi Tenza Merzali e i vincitori Bianco Tessaro. È il momento di stampare le bollicine. Avete i bauli tappietti, cominciate a caricare. Questa è una di quelle vere. Brick e Luke arrivano con la loro Super Delta alla conclusione. Brick, Luke. Dodicesimi alla conclusione dell'evento, portano a casa con immensa soddisfazione un'altra prestigiosa serie di coppe, quelle che valgono al veterano Paolo Basso e al suo Naviga il quarto posto assoluto. Un grande applauso e anche un po' di rammarico, no? Guarda che siamo primi delle guerre, Prima delle vere autostoriche, però sottolineiamo non dei tempi. quelle un po' più datatelle. Allora ti lascio andare davanti insieme a Naviga per le foto finali di Vito. Sì, questa è la coppa del gruppo, facciamo così, dai, una io e una Valterone Bizzotto. Nel secondo raggruppamento a fare la voce grossa, come ha sottolineato Paolo Basso, forse un'autentica storica rispetto a quelle più moderne che avete visto arrivare al traguardo. Ancora un applauso per loro, sottolineo tra questo quarti assoluti. Allora, caro Dell'Addio dal Trentino per portare a casa, vediamola insieme questa classifica assoluta, la nona posizione. Esatto. Portato a casa a fatica, diciamo, però questa sera sono contento perché la macchina dopo qualcosa speciale stamattina non è più andata, abbiamo messo a punto la prova. Un po' di rammarico quindi su questi minuti che pesano nel finale di classifica. Chiaramente per la classifica fa male questo, però sono contento di essere qua soprattutto per fare rispettare la soddisfazione degli organizzatori. Allora vi invito ad uscire dalla macchina, le nostre miss sono già pronte per le vostre coppe strameritate. Un applauso anche per Dell'Addio Pinton. Molto contento a metà, potrei dire. Ma va bene, ci rifaremo alle prossime. Grazie. Perché ieri sera mi hai detto sì, però non mi commisurare con quelli che ci sono davanti, perché io qui ormai sono più in veste di passeggiatore che non di pilota. Invece non è vero, perché alla fine portate a casa il settimo posto assoluto. Un applauso per Zanon Crivellaro. Sì, perché la roda mi è stata da noi, lui ha avuto Mettiamola così, ci sono una prova a testa, una gara a testa, uno ha vinto, quindi siete uno pari, dove fate la sfida per la bella? e ormai l'anno prossimo. Ormai tutto rimandato all'anno prossimo. Ma tutto questo rafforza l'amicizia tra piloti. Che è successo di là? Le vecchiette bisogna coccolare. E allora prendete dalle mani delle nostre miss le coppe, meritate anche per voi. Zanon Crivellaro, Porsche 911 SC, settimi assoluti. Grazie.
Ieri sera ha detto sul palco di partenza: per tanti anni mi sono divertito a preparare le macchine per i miei clienti e non ho pensato a me. Adesso che è raggiunta l'età pensionabile mi diverto io. Guardate come si è divertito oggi. Quinto assoluto insieme a Scalco e alla splendida Opel Ascona. Un grande applauso a Pigi Zanetti. High place, che si può chiedere di più? Beh, che dire, primo di classe, primo di secondo raggruppamento, terzo raggruppamento e tutto assoluto, meglio di così non poteva andare, sono felicissimo. È andata alla grande, vi invito ad andare davanti alla macchina, le nostre ragazze sono pronte con le due coppe, quella per la classe e quella ovviamente per il raggruppamento e per l'assoluta. Corriamo e da Bassano del Grappa ci spostiamo verso centro Italia, perché non sono solo ragazzi che vanno veloci sulla terra, questi qua ormai dove vedono che ci si possono arrampicare ci vanno, e come se ci vanno, perché con questa macchinina, rispetto a quello che abbiamo visto passare poc'anzi, io direi che più che un applauso dovrà scattare una standing ovation per la loro prestazione assoluta. Cesarini Gabrielli, Ford Escort RS 1600, e ho detto tutto, sesti assoluti! Allora, È stata una gara veramente bella, emozionante, vedere tutte le persone che quando passavamo erano in mezzo alla strada. non è che ti manca, ma vedo che ci stai prendendo un po' più di gusto anche all'asfalto adesso. Stamattina le prime 2 o 3 prove abbiamo dovuto vincere un po' la paura dell'incidente che abbiamo avuto e quindi dopo dalla terza prova è andato tutto meglio. Finale a vincere, davanti alla macchina entrambi, le coppe sono pronte e dalle mani delle nostre miss adesso andranno le vostre, ripeto, sesta prestazione assoluta da San Marino Compulone, Cesarini Gabrielli. Faccio scendere per ricevere gli applausi del pubblico. Pettinato. Comunque 2 piccolissime coppe ci sono anche per voi. Va bene così? Ma con applausi, grazie! Il 26esimo posto finale dice assolutamente nulla, poco, invece quello che preme dire è che le nostre due sempre giovani evergreen al volante della Ritmo ancora una volta hanno fatto divertire soprattutto le donne che come loro sono andate a seguirle in prova speciale e le hanno applaudite, e noi lo facciamo ancora su questa piazza. Soave Cragnazza al traguardo con la Ritmo 130, bravissime! Grazie a tutti, grazie ai miei meccanici che mi hanno seguita, che mi hanno riparato tutti i malanni accaduti, però alla fine siamo qua. C'è qualcosa di metallico anche per voi, giustamente le nostre signorine sono pronte, perché ovviamente la coppetta, almeno quella della classifica femminile, non viene legata a Fiorenza Soave e alla sua naviga. Un grande applauso ancora! Un applauso c'è però, un applauso c'è per Montieri Dal Dosso, grazie. Sono comunque, e questo lo faccio io perché se lo meritano, anzi scendete dalla macchina perché è giusto, segni un attimo.
le coppe sono previste e quella lo sanno anche loro, però non è una premiazione ufficiale perché finché non cambiano ste regole il mondo delle auto storiche va via a sé stante. Aspetta un momento, però è giusto perché alla fin fine la prestazione l'hanno fatta nonostante tutto. Sono ottavi assoluti! Senza colpa ma con la soddisfazione degli applausi, almeno quelli. Grazie. Di Faronato e Jenny Maddalozzo. Ci manca, ripeto, un equipaggio per completare il lotto dei magnifici virtuali 10 delle auto storiche. Questo lotto viene completato da un amico, prima che un avversario del passato. Li faccio scendere dalla macchina anche perché una coppa questi sì la vincono per il loro raggruppamento, ma un applauso direi che se lo meritano. Mauro Simontacchi, Loris dalla via per il loro 10° posto assoluto. Allora basta crederci, non i vecchi mai più. Purtroppo è vecchio. Pensa quando era l'86-87 arrivare nei 10 con queste macchine era un sogno. Adesso è una realtà che si consacra, direi, molto spesso. Sì, ma è merito della macchina, non mio. Merito anche di Alberto, della sua squadra, del figlio. Solo di Alberto e suo figlio. Un applauso, Mauro Simontacchi, Loris dalla via. Bordignon Fiorin sono 20esimi della classifica assoluta, ma questo poco importa. La cosa importante, lo avevi dichiarato, la voglio portare al traguardo. L'importante è portarla qui. Il tuo Naviga era solidale con te, quindi l'operazione è riuscita. Riuscita, per cui è sempre una vittoria quando porti la macchina in cima in flight. Terzi classificati di raggruppamento, quello non è sfuggito. Grazie a Bordignon e Fiorin che salutiamo. Alla prossima! La macchina dei 3-2. Allora, con soddisfazione al traguardo, però l'applauso corale di Bassano, arriva tutto per Santa Giuliana Zoso, che se non ho capito male, in mezzo l'hanno terminato le ore precedenti la gara, giusto? Sì. È un ritorno dopo tanti anni di assenza. Bravissimo, dopo un paio d'anni di assenza siamo ritornati. Abbiamo fatto anche un bellissimo 10° tempo assoluto sulla Ruby. Si è visto? Quindi siamo super contenti. Al top allora, guardala qui la coppa del primo classificato di classe, un grande applauso ancora. La piccolina che non tradisce. Siamo alla conclusione anche col barrobutissimo Franchin. Eccoci qua. Eccoci qua, lo avevi promesso, Allora ti faccio scendere dalla macchina, vedo un via vai di coppe e coppettine, qualcosa sicuramente arriva anche per voi. Ma intanto, la soddisfazione di aver portato al traguardo prima di tutte le altre la GTD. Beh guarda, io sono anche al debutto, si può dire, per cui... Come no, si può dire sì, è la verità. La verità. E niente, volevo anche ringraziare la squadra che ci ha messo in campo questa macchina, tutta l'assistenza, e anche mio papà che è sempre il nostro primo fan. Allora, le coppe sono pronte, li faccio andare davanti alla macchina per le foto finali. E Marco. L'importante appunto è esserci divertiti e Bassano è sempre una grande sfida, è bellissimo. Grazie, un applauso ancora. Sono Testi e Benvenu con la loro 318 IS che salutiamo, andiamo veloci a un altro ritmo. Eli Barbieri, siete già pronti a scendere di vettura? Scommetto. Un paio d'anni. Un bel paio d'anni ci è voluto. Ti ha dato una bella soddisfazione. Sì dai, siamo divertiti. Finalmente a podio.
la terza edizione che facciamo. Era ora. Sì, perché sono l'avviatrice mia. Sono al 28° posto, ma terzi di classe. Un applauso per Daniele Barbieri. Giù dalla macchina perché vedo una coppa importante, c'è scritto primo classificato. È il buon Baron, il nostro Baron per eccellenza. Questo trofeo lo porterà tra i suoi ricordi più graditi perché lo porta a vincere in casa praticamente. Sì, dai, sono contento, bella gara, la mia seconda gara, se sincero. Tutti e due davanti per le foto, forza veloci, la nostra mischia ti consegna la coppa e gli applausi per la loro prestazione che li vede al primo posto di categoria. Giù, un pochettino in classifica fino al 36° posto, trovare un'altra bellissima di 230, quella di Nardone Corradin. Il resto alla prossima gara. Un applauso per l'equipaggio numero 228 per questo splendido esemplare di ritmo. Con la livrea originale, tu invece avevi un compito importante, lo sai, no? E quindi è stata una grande gara. Il grande professionista Rizzolo Ometto al traguardo, grande soddisfazione e applausi del pubblico, secondi di classe, dai, fuori dalla macchina. Manzelli Tenca. Li salutiamo con un applauso, bene. Dai che ce n'è ancora tantissimissime. Volpato, uomo di casa ormai, anche se tu in realtà arrivi da Como. Sono Como. Te la sei presa comoda o no stavolta? Allora ti saluto con un applauso, un grande applauso per l'amico Volpato. Forza e coraggio. C'è? Ah, dobbiamo aspettare adesso. Prima ero troppo lento, adesso sono troppo svelto. Che cosa avete sofferto di più quest'oggi? Come tutto. I guai possibili abbiamo. La coppa ve la siete meritata. Un applauso, terzi di classe. Bravi. Cambi o rimani uguale? Vedremo. Scappini freschi. Wolfanauk con Willy Peter Pitts sono una coppia storica perché tra gli altri il signore dall'altra parte, forse quelli che hanno i capelli bianchi e anche più dei miei, si ricorderanno che ha navigato tra gli altri anche un certo Kaiser, Mr. Walter Rohr, è giusto? Facciamo un applauso in tedesco, vediamo come viene, bello duro, crudo, e li salutiamo, grazie. Dopo i due tedesconi arrivano altri due belli. Really wow, very nice, problemi del foto. Molto bella, te lo faccio dire, aspetta. Il gasdotto ha strappato nella quarta prova speciale. Abbiamo avuto un problema. Hai capito, si è fatta anche la traduzione, nella quarta prova speciale hanno avuto un problema, ma comunque ci tenevano ad arrivare, facciamogli un applauso, grazie. I due Schöderle, Seppe e Monica. Vede che fa la mitropa, Fottoni Sansone invece. Come ve li siete trovati questi tedesconi davanti? Ma sinceramente li abbiamo presi. Appunto, e com'era? Insomma, purtroppo Devi sfanalare, che cosa hai fatto? speravo di far meglio, invece avevo degli avversari tosti. Faccio fare un applauso lo stesso, dai, ve lo meritate per il vostro arrivo. Bottoni, grazie. Perché questa è la Lancer numero 0, poi quella che ha dato il via alle varie evoluzioni fino alla 10. Ce la portano qui a Bassano ancora una volta
Gersonda e Ola Drechter che salutiamo, grazie di essere qui. Allora, sono uomini di Mitropa, hanno una coppa da prendere, out of the car please. Allora li facciamo scendere dall'auto con un applauso. Tac, Brackner. Che la coppa loro interessavano i punti di Mitropa Cup e qui sono arrivati in maniera copiosa. Complimenti ancora, grazie. Di corsa dove andiamo a salutare altri uomini in Opel, Lovisetto e Fino, felicissimi ovviamente di giungere al traguardo. Un bel equipaggio, un bel equipaggio proprio solido. Ci siamo divertiti in questa gara, veramente, a parte siamo faticati, veramente. Devo ringraziare molto il mio preparatore di macchina, Tony Dentino, ha fatto un lavoro super geniale sulla vettura. Ci ha portati fino alla fine, veramente. Grazie alla Lovisetto Family di essere sempre con noi, un applauso. Salutiamo Golf in pedana, coppe che arrivano, ce ne sono un paio. Credo che qui sia scaturita la vittoria di classe, ma non era difficile pronosticarlo, quindi fuori dalla vettura. E queste coppe ormai non ve le toglie nessuno. Un grande applauso per la vittoria di classe, bravissimi. Grazie. C'è una dedica da fare. Certo, devo ringraziare la mia assistenza perché altrimenti non sarei. Saranno da qualche parte qui, che dici? Poi in giro staranno ubriacando. Di stasera grande festa. Certo. Complimenti ancora, gli facciamo un paio di foto e poi li mandiamo al varco chiuso. Grande ritorno di Vezzù e Orietti con la Golf. Senza dei campi di gara non si è fatta sentire. Adesso invece facciamo sentire anche questa piccola Cadet 1003 di Geckel alla conclusione. Buonasera. Buonasera a tutti, sono contento. Solo un piccolo spot del Bassano, solo ciao Bassano. Ciao Bassano. Ciao Bassano, Bassano risponde. Grazie a Team Bassano per tutta l'assistenza e il supporto. Grazie, perché loro sono tedeschi ma si ricordano di appartenere a un forte team locale, il Team Bassano appunto. Grazie. C'era da tenere, caro Segnana, a bada lo scatenato tuo padovano, tu ci hai provato però stavolta. Problemini tecnici, ma siamo arrivati qua. Allora, prima volta che arrivi al Bassano, una cosa fan. Quante ne hai fatte di Bassano? Questa è la seconda. Quindi 2 partecipazioni e un arrivo. L'altro anno siamo restati qui. No, non lo sappiamo e non parliamo dell'anno scorso. Invece quest'anno com'è andato? Visto che lui lo vuol sapere dalla tua voce. Dai, ha fatto il bravo, non sei Stato bravo. Sì, sì. Quindi questa coppetta ve la meritate. Ragazze, forza, sapete cosa dovete fare? Qual è il vostro compito? Pianezzola lo troviamo al 31esimo posto della classifica assoluta, ma quello che poco importa, la cosa più importante è che siano secondi di categoria con il vostro applauso. Vuoi intervistare? È la prima volta che sto passando. Allora, vieni qua. Lui ha fatto moderno, storico, ancora moderno, adesso ormai è presenza fissa nello storico. Tu invece? Beh, quest'anno è la prima volta in Bassano, ok, diciamo che è la mia prima stagione, ok, dopo aver iniziato l'anno scorso con dei ritiri proprio... Invece oggi mai avuto dubbi di non poter arrivare? No, oggi la macchina ci ha graffiato, ha fatto il suo lavoro e il pilota ha fatto il suo lavoro. Via con le coppe, forza! Che bello, li abbiamo compattati tutti, stiamo finendo gli arrivi delle storiche, è già pronto l'altro piatto ricco di questa serata che quindi sarà in maniera continuativa senza gli stop delle passate edizioni. Allora c'è una coppa, vi invito a scendere dalla macchina, ancora uomini di Mitropa Cup con una datata finché si vuole Ford Escort, portano a casa una bella coppa appunto via Rally di Bassano. Kremer Stein, un applauso.
per questa vittoria di classe. Piatto e Zanella. Sente un leggero scricchiolio dalla parte del da ieri sera che la macchina è così, quindi non mi preoccupo più di tanto. Ci sono delle colpe, non ne vedo, però c'è l'applauso del pubblico di casa. Con l'ultima uscita è andata abbastanza bene, con vari problemi, ma comunque siamo andati in fondo. Sicuramente molto meglio dell'anno scorso. Non ci divolgiamo oltre, un applauso ancora per Piatto Zanella, grazie. Beckerley dal Bosco, andiamo a controllare la coppa del terzo di classe, la volete? Fuori dalla macchina allora, via! Il vino ci vuole sempre, qua ci vorrebbe tanto vino, però vediamo dai. Comunque festeggerete lo stesso, voglio dire, no? Quello sì. Si butta via un terzo di classe. No, anche perché il rally è andato tutto bene, il terzo ottimo. Grandissimi, applausi ancora per loro. Loro invece arrivano padre e figlia dalla lontana, da qua a Svilimbergo, per far cantare la loro 127 sulle speciali e perché no, magari con l'intento di portarla alla conclusione. Avevamo detto che se una volta arrivavate sul palco con una giusta soddisfazione, e direi che più giusta di queste c'è solo quella del primo, avremmo intervistato la figlia al posto del padre. Quindi è giusto andare dalla Lorena, dalla Lori. Che c'è da dire su questo secondo posto? Siamo stradivertiti, abbiamo dato il massimo, più di così non si poteva. Allora mandi frutte, andate a festeggiare, un grande applauso per Chivelli, padre e figlia. Grande Luciano. Nella conclusione, velocissimi, facciamo salire anche questo piccolo 12, quello di Gasparini e Marzocchi al traguardo. Non vedo coppe. No, la coppa no, anche perché battersi con loro era troppo difficile, però arrivare qua è come aver preso una coppa. Però un po' di Friul che fa queste prestazioni, diciamo ce l'hai nel cuore anche tu, no? Beh sì, no, certo, quello sempre. Essendo conterraneo. Grande applauso per comunque l'arrivo, Gasparini Marzocchi. Elegantissimi nella loro 127 griffata col cognome di famiglia. Eccoli qua a ricevere sicuramente una coppa per la loro prestazione, i due Benetton. Perché se Chivelli li teneva nel mirino, loro non si sono fatti intimidire, la coppa è nostra, ce la portiamo a casa. È andata proprio così, ma ci ha provato. Ma ci ha provato. Perché quello è un osso, quello non molla la preda fino a quando non finisce. E ha combattuto fino alla fine, 4 secondi aveva da... Sì, qua è stata veramente una bellissima battaglia la vostra. Alla fine siamo riusciti a dargliene a dominarlo sull'ultima prova. Facciamo un applauso ad entrambi i Benetton, vincitori di categoria. Bravissimi. Pensate che alla fine sono anche 13esimi assoluti per viaggiare davvero. Quello che ha caratterizzato poi gli ultimi di questa banda, Bressan e Bertoli, arriva il posto che si meritano per la loro piccola 127, primi di categoria. Un altro applauso scrosciante. Ora, prima di una lunga serie, Speriamo dai, che ci sia una lunga serie. in realtà puoi dirlo alla platea, quante gare hai all'attivo? La prima. Signori, fatta apposta per festeggiare qui sul palco di casa, direi, la soddisfazione della prima gara che termina con vittoria di categoria. Applausi ancora, se li meritano, sono incoraggianti. Grazie.
Massalongo, tutti Massalongo, io controllo sempre dietro, vedo che nessuno si muove. Niente, tutto bene. Siamo arrivati, questo è l'importante. Tanti ma siamo arrivati. Tanti ma siamo arrivati, un applauso ci sta anche per voi. Numero 260 al traguardo, tutti Massalongo. Quante ne mancano? Pochissime ormai, no? Due macchine, due alla conclusione degli storici. Da Bordignone, vediamo se si muovono da dietro, mi pare. Abbiamo vinto arrivando qui. Questa è la vostra vittoria, però me l'avevi promesso, sì. E allora gli facciamo un applauso. È come se avessero vinto, perché per loro l'importante è raggiungere al traguardo della gara amica. Operazione riuscita, 2 macchine, 2 al termine. Il fiestino, pensate, lo hanno terminato, ma non è una buttata, non è una bufala, ce l'hanno detto proprio dalla loro viva voce, esattamente un'ora prima della partenza ieri sera dalla Frattinauto. Quindi direi che la maggiore soddisfazione per loro è il vostro applauso. Con Cinibaldo al traguardo, grazie, ciao, alle prossime. Abbiamo veramente finito questa prima parte. Maggiolino tutto matto, i segni della battaglia. Se guardaste da questa parte vedreste delle cose che solo i nostri fotografi riusciranno almeno per questa sera ad immortalare. Uscite dalla vettura perché le ultime coppe degli storici sono per voi. Guerra Blarzino è stata molto dura, però siamo arrivati sul tavolo. Ma cosa intendi per dura? La palla di paglia? E questo è il meno. Questo sembra più un New Jersey dai colori. Una chicane. Comunque è importante arrivare qua e essersi divertiti. Allora vi invito ad andare davanti alla macchina perché le ultime foto sono per voi. E visto, cari amici, che abbiamo gli ultimi storici qui presenti, direi che con le coppe al cielo ci va anche un altro applauso per un signore che proprio ieri alla vigilia della gara è scomparso, il trentino Francesco Pera, che rimane sempre nei cuori di chi l'ha conosciuto ed apprezzato come pilota. Ciao Francesco, un applauso, grazie. Grazie, abbiamo finito, tocca alle moderne. Pista delle vetture moderne che arrivano, un Bassano che si infiamma e chiaramente vedo che avete tenuto i vostri posti privilegiati di osservazione. La nostra vettura apripista che va. Ti dico solo che abbiamo visto tanto e veramente tanto, però tutti i disciplinati messi veramente nei posti giusti di sicurezza. Facciamo un saluto e un applauso anche alla zero di Paolo Grandesso. Il momento clou di questa serata, quello di sciogliere ogni riserva per vedere, così come è avvenuto prima per le storiche, qual è questo piatto ricco per le vetture moderne. Direi ai ragazzi di Bassano Rally Racing di cominciare a preparare il podio assoluto. 4 bellezze portarsi ai piedi del palco, dove tra poco con le loro manine sante andranno a distribuire doni e cotillons ai nostri protagonisti. E allora che la festa abbia inizio, che da quel tunnel cominci ad entrare la prima. In ordine inverso si infiamma la notte di Bassano con i terzi classificati ed è una soddisfazione immensa perché ci avevano provato con una grandissima convinzione lo scorso anno, ma forse aveva pagato lo scotto di una lunga assenza dai campi di gara. Questa volta si è preparato un po' meglio e dal quarto posto sale sul terzo gradino del podio assoluto Mauro Spagolla con Giulia Zanchetta. Sei uno generoso, uno che non lascia nulla al caso, ma indubbiamente lo possiamo dire. Questi cagnacci davanti era davvero quasi un'impresa impossibile. Sai, hanno 20 anni in meno di me,
fisicamente ho partito tanto la fatica, poi sai, correndo una gara all'anno più di così non posso fare, o mi ammazzo o arrivo al Bassano, se no. Non credo che serva fare nessuna delle due cose, fallo come l'hai fatto oggi e siamo tutti contenti perché vederti ancora sul podio è un'immensa soddisfazione. Mi mancava da un po' di anni, dopo aver vinto il 2008-2009, dopo mi sembra che non abbiamo più fatto niente, per cui ben venga questo risultato, dai. Vado di qua perché la domandina che corre d'obbligo, Giulia, ci siamo ripresi dagli spaghi. Sì, Stavolta è stata un'altra soddisfazione. sì, molto. Come si è comportato in realtà? Avevo bisogno di essere spronato, certi momenti l'hai visto un po' dormiente, ho una vaga impressione che sia così, Ogni tanto sì. Tanto dargli una bella sgambata serve. Sì. Bene, comunque è un bel pilota davvero. Sì, è sempre un vincente. Allora io invito Mauro a portare giù la macchina, Giulia a seguirlo perché poi faremo il stanco completo. Direi che scalando di un gradino le stesse cose che ho detto per loro valgono per te. Lo scorso anno terzi sul podio, si guadagna una posizione, ma accidenti a noi a Bassano manca ancora una vittoria. È vero, prima vi presento perché al secondo posto di questo straordinario rally di Bassano ci vanno Andrea Dal Ponte e Milena Danese. Detto bene? E l'anno prima gol per 2 secondi e 3, quindi un po' siamo felicissimi. Devo ringraziare primo il team che mi ha dato una grandissima macchina, bellissima, la GT Racing, soprattutto Alessandro Scapeghi. Devo ringraziare Milena, bravissima come sempre, sempre molto arrabbiata come sempre sono di prova. Devo ringraziare Omega, che è la mia scuderia, soprattutto i miei sponsor che senza di loro non saremmo qui, sarei là in mezzo a voi. Comunque bellissima gara come sempre, quest'anno secondo me è anche molto più difficile. Abbiamo fatto un piccolo errore, siamo impiantati su un tornante e lì abbiamo perso proprio la scia, no? Però comunque complimenti ai vincitori, complimenti a Spago che secondo me merita lui perché una gara all'anno è bravissimo a fare quei tempi lì, noi siamo regolari e è andata benissimo. È andata più che bene con la soddisfazione di qualche scratch, intanto là che non guasta mai. Sì, abbiamo avuto dei piccolissimi problemi, però comunque era impossibile battere Chester oggi. Allora anche voi giù con la macchina dal palco, poi vi prenderete giustamente tutta la dose di saluti ed applausi che meritate perché, amici miei, è il momento che tanti dall'altopiano dove vive, risiede e lavora fin qui alla pianurissima Bassano del Grappa, credo che lo scorso anno dei rally vicentini è lui, questo longilineo ragazzone che arriva dall'altopiano di Asiago per farsi ammirare. Tanta è la sua bravura, tanta è la sua grinta e precisione e abilità di guida, qualcosa che negli anni gli era sfuggito, adesso diventa edizione 2016, edizione 2017 un continuo, e quindi voglio presentarveli e farveli applaudire per quello che meritano i vincitori dei rally di Bassano 2017 e di Cesare Flavio Zanella! La storia che ormai è scritta, rimane scritta, fiumi e fiumi, le pagine di giornali, di magazine, di riviste specializzate saranno riempite da questa prestazione che fissa quella dell'anno scorso e sempre con le frecce rovesciate, un marchio che evidentemente ti porta bene e ti piace tanto. Cosa dire, ogni volta quando si arriva qua, già l'anno scorso è stata dura a fare questo palco qua, adesso lo è ancora di più perché sì, lo volevo, non posso negarlo che non volevo, è arrivato di nuovo, è un'emozione incredibile. Approfitto per ringraziare i miei sponsor, in particolare Faride che da qualche anno ormai sta credendo e mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco da zero, quindi lo ringrazio. E dopo ringrazio i ragazzi della PH perché sono stati non bravi, sono dei ragazzi
ragazzi che sono abituati a lavorare nel mondiale e oggi hanno dimostrato in un attimo cosa vuol dire risolvere un problema, ecco, c'era un piccolo problemino ma in 4-4-8 l'hanno risolto senza fare neanche mezzo sforzo. Quindi ringrazio loro perché ho avuto l'onore di lavorare con questa gente che è veramente dei grandi professionisti, calcolando che il più giovane capomacchina ha 22 anni e già 22 da Dakar completerà 6, quindi penso che Palmarès di tutto rispetto. Sì, ti lo chiedo io, allora, se c'è stato un momento in cui hai pensato bene, adesso ce l'ho fatta, adesso non mi viene più a prendere nessuno. In realtà non lo penso mai, penso che non lo penserai neanche con un minuto e mezzo di vantaggio. È chiaro che quando hai 20-30 secondi sai che te la puoi prendere non comoda, ma con magari qualche rischio in più, meno lo puoi prendere, ecco. Quindi... C'è il rischio che cali un po' la concentrazione, ma non mi sembra sia il tuo caso, almeno quello di oggi. Beh, guarda, ti dico che tante volte è più difficile così, cioè mi riesce più facile avere la pressione addosso piuttosto che avere un vantaggio, quello sì. Per vincere ci vuole un po' tutto, un pacchetto di mischia formidabile, una macchina competitiva, un team come VH Sport e un navigatore veteran. Vieni qua Flavio, vieni qua. Sono dimenticato, penso che non per cattiveria ma te ne sei dimenticato, l'abbiamo tenuto in ultimo, ma è una parte importante, direi dominante di una prestazione, giusto? Certo, con Eddie è tutto facile, poi con la squadra ti ha detto tutto lui, ti fanno veramente sentire a tuo agio e quindi nessuna difficoltà. Io avevo vinto 30 anni fa con Paolo Baggio e oggi proprio ricorre il trentennale della mia prima vittoria. L'hai bruciata lì perché era preparata, ma insomma dai, io sono anticipata. Certo, poi le strade fra me e Città di Bassano si sono un po' divise, però correre qua è un'emozione incredibile, ero veramente emozionato oggi a vedere tutto sto pubblico e vedere lì la vittoria a portata di mano, però insomma finché non si è qua non si è sicuri. Hanno vinto anche gli organizzatori oggi. Sicuramente, bravissimi, la gara è sempre bella, ma veramente bravi perché portare in fondo una gara così. Allora, no, io non te li faccio chiamare qua, li faccio chiamare lì perché c'è un podio da fare e quindi invito subito, lasciatela pure qua la macchina, io penso che possa stare anche bene qui, perché andiamo subito a fare il podio, quello vero lassù sui gradoni, chiamando i terzi, Mauro Spagolla, Giulia Zanchetta, Scuderia Sport e Comunicazione Ford Fiesta, terzo gradino del podio. Dove sono? Sono già andati a bere? Ah, sei lì, forza, su in cima, prima di stappare, fermi lì. Al secondo posto, colori Omega da Verona, Andrea Dal Ponte e Milena Danese. Vincono la 34esima edizione del Rally di Bassano e della seconda volta consecutiva entrano in prepotenza nell'alto d'oro della manifestazione Eddie Scessere, Flavio Zanella. Diritto, coppe al cielo e adesso un momento indubbiamente non meno emozionante perché tutti in piedi sulla testa, giù le coppe. Pronti a festeggiare?